Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati con il nostro appuntamento settimanale dei migliori risultati sportivi. Partiamo con la Serie A di calcio. Nella giornata di sabato si sono svolte 3 partite. Ad aprire alle 15 è stata l'Atalanta che ha vinto per 5-2 contro lo Spezia. Partita pirotecnica in cui però i bergamaschi hanno sempre avuto il controllo della situazione. A seguire alle 18 c'è stato il primo big match giocato all'Olimpico di Roma, in cui la Lazio ha affrontato la Juventus. Juventus che è uscita vincitrice per 2-0 con 2 rigori segnati entrambi da Leonardo Bonucci, possiamo dire il difensore goleador. Alle 20:45 invece hanno giocato Fiorentina-Milan ed è arrivata la prima sconfitta in campionato per i rossoneri. La partita si è messa subito male per il Milan, che si è trovato sotto per 1-0 dopo una papera del portiere rossonero e sul finire del primo tempo ha subito anche il gol del 2-0. Ad inizio ripresa è arrivato anche il 3-0 e la partita sembrava proprio finita, ma è proprio in questi momenti che è salito in cattedra Zlatan Ibrahimovic. Il giocatore svedese ha segnato 2 gol in 5 minuti e così il Milan si è trovato sotto 3-2 e ha cercato l'assalto finale. Purtroppo è arrivato prima il gol del 4-2 della Fiorentina e nei minuti di recupero è arrivato il 4-3 su un'azione creata sempre da Zlatan Ibrahimovic, ma in cui l'ultimo tocco è stato di un difensore della Fiorentina. Fiorentina che però ha potuto festeggiare questa splendida vittoria per 4-3. Nella giornata di domenica invece si sono svolti altri 2 big match. Partiamo da quello delle 18, in cui si sono sfidate Inter e Napoli. I nerazzurri sono usciti con una vittoria fondamentale per 3-2, una vittoria ampiamente meritata, anche se messa un po' in crisi nei minuti finali. Infatti l'Inter si era trovata in vantaggio 3-1, ma negli ultimi minuti ha concesso diverse occasioni, prima per accorciare il risultato e poi addirittura per il pareggio. Soprattutto l'occasione capitata sulla testa del terzino napoletano Mario Rui, il quale è andato a colpire di testa e la parata di Handanovic ha fatto sbattere la palla sulla parte superiore della traversa, con il pallone che ha danzato sulla traversa prima di uscire. Ma alla fine dei conti l'unica cosa importante è il risultato finale. L'Inter vince 3-2, accorcia verso la testa della classifica, ora è a meno 4 punti dal Milan e dal Napoli, che entrambe sono passate in una giornata sola da imbattute a sconfitte. Alle 20:45 ha giocato anche la Roma che ha giocato contro il Genoa, una vittoria per 2-0, molto più difficile di quanto dica il risultato. Infatti il secondo gol è arrivato a tempo scaduto, mentre l'1-0 è arrivato negli ultimi 15-20 minuti. A decidere la partita è stato un giovane del 2003 che è entrato al 70° ed è riuscito a segnare la sua prima doppietta in Serie A. Passiamo ora alla Formula 1. Siamo alla terzultima gara del campionato. Si correva a Losail in Qatar, dove verranno disputati nel prossimo anno anche i mondiali di calcio, e a vincere è stato Lewis Hamilton su McLaren, secondo posto per Max Verstappen su Red Bull. Il pilota olandese aveva guadagnato il secondo posto anche in qualifica, ma a causa di una penalità è dovuto partire 5 posizioni più indietro in settima. La sua è stata un'ottima rimonta, condotta subito nei primi giri, ma una volta raggiunta la seconda posizione non è mai riuscito ad insediare la prima di Lewis Hamilton. A sorprendere però è la terza posizione sul podio, sul gradino più basso. Infatti troviamo Fernando Alonso. Il pilota spagnolo torna sul podio dopo 7 anni, dato che l'ultima volta era stato nel 2014 in Ungheria, quando ancora correva per la Ferrari. Nella lotta in testa al campionato vediamo Lewis Hamilton che accorcia, ma si trova ancora 8 punti dietro l'olandese Verstappen. La prossima sfida sarà a Jeddah, in Arabia Saudita. Nella scorsa settimana si sono svolte anche le ATP Finals, questa particolare gara tennistica che vede sfidare i migliori 8 al mondo per quell'anno, si è svolta a Torino e prevedeva la partecipazione di Matteo Berrettini. Il tennista italiano purtroppo durante la prima gara, giocata di domenica, è stato costretto a lasciare per infortunio uno stiramento addominale
che non l'ha visto più rientrare in campo né per quella gara né per le successive. Al suo posto, come riserva, è entrato sempre l'italiano Yannick Sinner, che ha ottenuto una fantastica vittoria nella sua prima gara giocata, mentre nella seconda si è arreso soltanto al terzo set contro il russo Daniil Medvedev. Si sono svolte già anche le semifinali, che hanno visto le vittorie di Zverev contro Novak Djokovic. Il tennista tedesco numero 3 al mondo ha quindi sconfitto il serbo numero 1 ed è andato a giocarsi la finale contro il russo Daniil Medvedev. La finale è stata a senso unico. Zverev ha dominato dal primo all'ultimo minuto e ha vinto agevolmente con un doppio 6-4. Quindi il tennista tedesco, di soli 24 anni, si aggiudica per la seconda volta le ATP Finals. Ora volevo farvi anche un piccolo escurso statistico sul volley femminile, in quanto la Conigliano Volley ha vinto per 74 partite consecutive in tutte le competizioni, fissando un nuovo record italiano e anche mondiale. Per oggi è tutto, amici di Un Sorriso in Più. Ci vediamo settimana prossima, sempre con Passione Sportiva di Mattia. Ciao a tutti!